Ben ritrovati, abbiamo visto oggi dalle prime pagine dei quotidiani come il mondo del lavoro e i danni economici, i danni anche sull'occupazione del Covid si stiano facendo sentire con tra i settori più colpiti sicuramente il turismo. In questi giorni se ne parla tanto, soprattutto per quanto riguarda il turismo in montagna, ma è chiaro che questo è un tema di questi giorni legato alla stagione invernale. C'è un turismo che si muove lungo tutto l'anno e quindi ci sono molte persone che sono in difficoltà e che sono anche alla ricerca di capire cosa accadrà, in attesa di capire cosa potrà accadere in futuro, con ovviamente una situazione ancora fumosa, difficile. Ne parliamo questa mattina per quanto riguarda alcune figure in particolare con la presidente di Federagit Friuli Venezia Giulia, Marta Razzon, che è in collegamento Skype con noi. Buongiorno intanto a lei. Federagit è la federazione che riunisce guide turistiche, accompagnatori e interpreti del Friuli Venezia Giulia. Intanto ci dà un po' una conta di quante persone fanno questo lavoro nella nostra regione, qual è insomma, il quadro generale? Allora, innanzitutto grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità. Per quanto riguarda il numero di persone che lavorano a pieno titolo, cioè come settore prevalente, come attività prevalente, noi possiamo stimare una novantina di persone per quanto riguarda le guide turistiche, diciamo forse un po' meno gli accompagnatori, perché gli accompagnatori hanno un ambito nazionale ed internazionale, cioè le due figure sono assolutamente distinte. Una, quella di guida turistica, è legata al territorio, l'altra invece ovviamente ha una competenza diversa e può andare in giro per tutto il mondo. Ecco, cioè una è territoriale, l'altra no. Ecco, quindi in Friuli Venezia Giulia che lavorano come guide sono circa una novantina di colleghe e colleghi. Dicevo prima appunto c'è un turismo che si muove tutto l'anno, è il vostro caso in questo senso, perché al di là dei picchi che possono essere stagionali, insomma invernali piuttosto che estivi, credo che insomma qui sia qualcosa di più diluito nel tempo, insomma anche per le possibilità che vi possono vedere impegnati, e quindi insomma siete fermi adesso? Qual è la vostra situazione lavorativa? Allora, noi siamo praticamente fermi da un anno. Cioè, diciamo che da febbraio dello scorso anno, con qualche leggera, diciamo, opportunità durante la stagione estiva, ma dico leggera perché noi siamo abituati a lavorare tantissimo qui con il turismo scolastico e questo è stato completamente, diciamo, tagliato per evidenti motivi, con il turismo straniero è la stessa cosa. E poi il turismo di prossimità, certo il turismo di prossimità che ha visto qualche gruppo arrivare, e ci sono stati anche i turisti individuali, però sicuramente noi abbiamo sofferto tantissimo, cioè siamo l'ultima filiera, cioè l'ultima parte della filiera turismo, ma abbiamo sofferto tanto e non sappiamo, abbiamo delle stime abbastanza incerte su quando potremo riprendere a lavorare. Certo ci sono dei gruppi sporadici o anche gruppi a raccolta, però è chiaro, non si può parlare di lavoro in questo momento. Ecco, anche perché mi viene da dire così, poi mi corregga se sbaglio, che proprio insomma, nel vostro caso si vanno a pagare sia la dinamica proprio della distanza interpersonale, perché chiaramente insomma, si ha contatto col turista, e anche proprio il fatto del gruppo, no? Perché se si lavora nel momento in cui si decide di distanziare, cioè voi dite siamo in attesa di capire se quando si ripartirà, ma credo che riflettiate anche sulle modalità ovviamente con cui si ripartirà per quanto riguarda il vostro lavoro. Sì, questo è chiaro, cioè noi abbiamo già delle indicazioni di gruppi molto piccoli, quindi al massimo 15 persone. Questo potrebbe essere un lavoro di qualità anche nel futuro, cioè non tutto il male viene per nuocere, quindi anziché avere gruppi smisurati, lavorare su una piccola quantità. Naturalmente in questo momento i gruppi che sono ripartiti sono piccoli, io ne ho fatto uno anche un paio di giorni fa, massimo 15 persone, sempre con gli auricolari, ovviamente il distanziamento, ovviamente le mascherine protettive, quindi questo sarà il futuro almeno per quest'anno.
Forse l'estate concederà qualche tregua, però noi non lo sappiamo. Al momento, ecco, noi siamo in stand-by. Ecco, credo. Questa è la situazione. Attendiamo. Questo Intanto ci sarebbe. informiamo. Ecco, ma i dubbi riguardano soprattutto le possibilità di spostamento fondamentalmente, Esatto. anche perché poi confini, quindi sia interregionali che a livello nazionale, cioè questa è la problematica principale poi. Esatto, noi al momento, adesso il DPCM è in vigore fino al 25 febbraio per quanto riguarda lo spostamento fra regioni. Questo significa che noi possiamo lavorare con i regionali, in tal senso va anche il decreto turismo impresa con il voucher turista, però è logico che noi non siamo tantissimi. E bisogna anche incentivare i cittadini, non so, i regionali che da Pordenone possono andare a Udine o a Trieste oppure in montagna. Non è semplice, quindi noi attendiamo con fiducia l'apertura intanto del traffico fra regioni, che questo sarebbe già uno sblocco enorme. E poi naturalmente anche la possibilità di lavorare con il turismo straniero, ma già saremo molto felici di poter lavorare con i turisti italiani, cioè che vengono anche dal Veneto, dalla Lombardia, cioè non occorre andare lontano, che sono stati i nostri turisti, il nostro pubblico negli anni passati. Quindi sì, non chiediamo miracoli, una cosa, soprattutto ci piacerebbe un po' di programmazione in più. Ecco, avere delle linee guida. Ecco, i ristori sono importanti, ma è importante avere delle linee guida sulle quali muoversi. È chiaro che i ristori hanno un grande peso in questo momento, però non solo. Essendoci incertezza poi immagino che anche nessuno organizzi niente, no? Perché poi c'è sempre la paura proprio di una disdetta all'ultimo momento, una disdetta oppure una decisione che cambia anche a livello governativo all'ultimo momento, quindi che anche a livello di tour operator, programmazione di viaggi, eccetera, sia tutto fermo. Esatto, infatti noi avevamo alcune programmazioni, diciamo, per aprile-maggio, ma adesso in modo cautelativo sono state tutte spostate ad ottobre per quanto riguarda il turismo straniero. Per quanto riguarda il turismo italiano, qualche gruppettino a raccolta regionale c'è, ma niente di più, perché tutti aspettano di sapere che cosa succederà dopo il 5 marzo. Fra il 25 febbraio e il 5 marzo non sappiamo, insomma. Attendiamo fiduciosi il discorso del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri oggi. Sì. Intanto oggi avete un appuntamento per presentare un'iniziativa che è dedicata a delle visite guidate gratuite agli operatori sanitari. Avete pensato, insomma, ma anche per volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e centri Caritas. Sì, diciamo, questa giornata internazionale della guida esiste da tanto tempo e noi in qualche modo volevamo distinguerci, questo grazie a una delle colleghe che è impegnata anche con la Caritas, diciamo di offrire a chi si è speso tantissimo durante questo anno passato e continua a spendersi, perché insomma la situazione è sicuramente meno emergenziale di quanto poteva essere un anno fa, ma sicuramente non è risolta. E quindi dedicarla a loro con degli itinerari che in qualche modo richiamino l'aspetto sanitario, non in senso negativo, ma in senso esplorativo e curioso. Ok, allora si scoprirà di più oggi appunto dalle 11 avrete l'appuntamento con la presentazione di questa iniziativa. Grazie allora per essere stata con noi questa mattina, Marzia Arzon, Presidente di Federagit per il Friuli Venezia Giulia. Buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata.